Entra tranquilla, non timma, sapete? Oh, sindaco! Buonasera. Il sindaco di Scaffinggiu! Buonasera. Ciao, sindaco. Ciao. Oi, guru! Fischiettando siamo in casa. Sempre di Scaffinggiu, lei? Sempre sindaco di Scaffinggiu, provincia autonoma, tenuto su autonomia, per fare stato nostro. Oh, ma vedo oggi complimenti, vedo che in dolce compagnia, Tante scherzauso. No, colgo l'occasione per ho usato sul segretario comunale nuovo. Il segretario comunale. E La dottoressa Benedetta Orticca. Orticca. La dottoressa Orticca. Un cognome Orticca. No, Orticca è un cognome tipico di Scaffinggiu. Beh, sì. E infatti Castendida fa di bene cane scra. Non dica così. Che magari è sposata, ci può essere. È sposata e vedova Pulici. Pulici come? Suo vedovo di Pulici, di cognome. Ah. Pulici è morto. E come è morto? Scraffendosia c'è da. Ma non vi siete. Abbiamo invocato anche Santa Rungioso Marte, ma de pedesse in feria, sa di non c'è. Infatti. E si è crepato. Vabbè. Buonasera, dottoressa! Sì, proprio una bella orchestra. È scimpra. No, non è scimpra. È sorda come una campana, non intendete manco a issa, provi a chiedergli qualcosa. Benvenuta al nostro spettacolo! No, nessun ostacolo, tutto liscio come l'olio. È scimpra questo. No, non è scimpra, scedata, è staici, mischina. Ma perché l'avete presa una sorda per fare il. Non ti pare di mave. Così, ma prendete il segretario comunale e mettete una che non. Ti spiego, Massimo. In poche parole, dovevamo prendere il segretario comunale nuovo. I maschi. Dovete prendere un maschietto. No, li avevamo esclusi a priori. Ma perché? Il maschio a galera. Quindi abbiamo scelto una ragazza, una bella ragazza, poi l'abbiamo scelta sorda, così la popolazione di Scaffinggiu va, come entra in comune per lamentarsi, bida issa, va a lamentarsi da lei. Giustamente va dalla bella ragazza. Va dalla bella ragazza, si lamentano con lei, issa non ci intende nulla. E quindi. E non gli riferisce niente. Non mi riferisce niente, e quindi io ci guadagno 2 volte, poi issa non mi dà nulla, manco la popolazione, e mi disbatta. Ma se viene qualcuno di. Scusa, se non siamo volgari. Ma se viene qualcuno per parlare urgentemente del PUC. Lei sa cos'è il PUC? Il? PUC. PUC, cos'è il PUC? Lo sa cos'è il PUC? Ce la mancare. Il PUC. Lei è sindaco, deve sapere cos'è il. Il PIA, cos'è il PIA? Il PIA. Dunque, PIA, cos'è il PIA? Il PIA è piano integrato. Dunque, subia. Subia, e te subia. Subia non. Lei è un sindaco, deve sapere cos'è il PIA. Cos'è il PIA? Dottoressa, deve dire cos'è il PIA. Olia? Sì, molto olive e molto olio quest'anno in paese. Andata buona di olio, cane. Aspetta, ci sto chiedendo del PIA, che andare a buona deolo? Ma dai. Ha detto la dottoressa. Ma perché siete venuti insieme? No, siamo venuti insieme perché, in poche parole, dopo su. Perché siete venuti insieme? No, non siamo bevuti. No, è bello parlare con lei che capisce tutto al volo. No, non usiamo la polo, no. Ascolta, Paco, usciti via. Se su vende brutta figura, signore. Allora, siamo. Bella ragazza, ma è tonta, vero? E vabbè, questo noi abbiamo preso la bella ragazza, non su intelligenza. Allora, in poche parole, noi siamo venuti qui perché dobbiamo invitare la gente a sta sagra che dopo fa in vita. E che sagra? Sta sagra dei scorrudos. Dei scorrudos sicuramente qualcuno già ci da adesso, noi pure un sala. Non lo so. Sul palco tra i musicisti, ma non lo so. Non li vedo bene, però penso che sia. Ma scusa un attimino, ma come si? Chi partecipa? Che sta a sagra? Allora, è venuta la segretaria comunale per prendere le adesioni, tenere su Vollu. Abbiamo 3 adesioni per il momento, sono 3 iscritti, abbiamo Zio Peppi Boi, signor Cornelio Cravo e signora Barbarina Montoni, con rudo su di nome e di fatto. Vabbè, ho capito, ma se uno vuole andare lì cosa deve fare? No, dunque la sagra si svolge semplicemente così. Qui uno esti con rudo può venire tranquillamente in paese e partecipare. Ma se uno non è con rudo? Se uno non è con rudo abbiamo la commissione preposta a fare sta gente con ruda. Una gente specializzata. Gente specializzata. Gente proprio che del gente mestiere. preparata. Non è gente che è improvvisata così. Ma no, si pone a fare cosa pim pim pam. No. Avete fatto la delibera? Abbiamo fatto la delibera e in base alla delibera io scemerò sta gente. Ma lei è sposato? No, io sono signorino. Quindi non è. Vagadio. Va bene. E lei è sposato? Io sono sposato. Se vuole venire alla festa. Ma insomma, signor sindaco, ma lei non può dire queste cose. E me l'ha detto. Va bene, allora vi aspetto. Quando inizia la festa? Quando inizia la festa? Tempesta. E ci minata la festa, comprendi? Quando inizia la tempesta? Per la festa?
Bravo, comprendo, bocca di denaro, tra bocchetto. Arrivederci. Buonasera, dottoressa. Sì, complimenti, è una bella festa. Vai, Comprendo, manca poi vai, Rotta, andiamo, vai. ti faccio vedere i Grazie, picciolini. ci vediamo fra un minuto.